Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del Tè con i missionari. Oggi facciamo un viaggio lontano nel mondo, ma anche vicino, perché siamo collegati, pensate, con lo Zambia, con Simonetta ed Enrico Carretta. Simonetta, Dario e Enrico Carretta, eccoli qua. Benvenuti Simonetta e Enrico, ben trovati in questa nuova puntata. Come Grazie. state? Tutto bene? Tutto bene, Sì, grazie. tutto Eh, bene. ok, siamo in Felici. onda, quindi adesso un po' racconteremo delle vostre avventure e quindi anche così raccontateci un po' di voi, insomma, cosa state facendo lì in Zambia, un po' chi siete, come avete iniziato un po' la vostra avventura e dopo vediamo cosa succederà perché ci sono un po' di sorprese oggi. Siamo partiti, sì, io sono partita nel 95 per un'esperienza in missione, nella missione dei Padri Comboniani in Zambia, a Chikowa, e lì ho conosciuto Enrico perché legata a un gruppo che stava organizzando per partire in missione. E ci siamo conosciuti nel 95, nel 96 ci siamo sposati e nel 97 siamo venuti giù come coppia, come marito e moglie ed è partita la nostra avventura in Zambia. Siamo partiti come volontari con i padri missionari, padre Luigi, tra l'altro che di Pieve di Soligo, in questa missione a Chikowa, in Zambia. E lì siamo rimasti circa 5 anni. Nel frattempo è nato Giuseppe, il nostro primo figlio, e poi i gemelli, quindi con 3 figli maschi. Giuseppe, diciamo, è quello che è cresciuto più in terra di missione. E poi verso il 2001 ci siamo spostati nella città più vicina della missione. Volevamo rientrare in Italia, sapevamo che volevamo in Zambia e abbiamo detto no, proviamole. Non avevamo lavoro, perché abbiamo sempre fatto i missionari, i volontari, insomma, in missione. E ci siamo spostati con 3 figli a Cipata e E lì parti tu, Enrico. avete E poi continuato la vostra Sì, avventura. sì, sì, abbiamo sì, sì, continuato la nostra sì. avventura qui sempre Cipata, che è diventata sempre più completa in un certo senso, perché abbiamo lavorato per molti anni. Fortunatamente abbiamo trovato lavoro con un'organizzazione italiana con cui abbiamo lavorato, sempre nella zona, qui sempre nell'ambito dello sviluppo, della cooperazione. E poi dal 2018 siamo in un certo senso diventati indipendenti, nel senso che la nostra associazione, abbiamo fondato una nostra associazione con alcuni amici zambiani, sempre qui a Cipata, che appunto si chiama Insieme ai bambini Pomoz Indiana, nella lingua Nyanja, qui del posto. E insomma siamo ancora qui sempre con lo stesso spirito, anche se magari un contesto, cioè non più ecco, missionario, nel senso che non lavoriamo nella missione dei comboniani, dei padri comboniani, anche se comunque siamo sempre tanto amici, insomma, ci frequentiamo spesso e siamo sempre in contatto e passano di qua oppure passiamo noi di là, insomma, sempre siamo cresciuti insieme, ecco, soprattutto appunto con quelli che sono ancora qui, dei missionari che abbiamo incontrato nella nostra strada. Perciò insomma, è già 7 23 anni che anni siamo che qua. siamo Sì, in Zambia. 27. La Zambia è casa nostra e ci sentiamo a casa, ormai inseriti direi completamente nel contesto, che appunto è molto variegato e che però ha sempre le sue sfide, non cambia. L'Africa ha sempre delle belle sfide. Mm. Simonetta e Enrico, è una nuova espressione missionaria anche questa, probabilmente più laica, ma è comunque una dimensione missionaria, no? La missione oggi non è che si colloca solo no, nell'invio dei missionari, ma si formula, si crea anche e si manifesta attraverso delle nuove espressioni, no? Soprattutto in quest'ultimo periodo dove forse c'è anche la ricerca di una presenza un po' più professionalizzata, un po' più presente rispetto alle questioni anche no, della vicinanza alle persone. E quello che portate voi è anche una bella testimonianza come famiglia in Zambia, credo. Sì, beh, è stato
al di là del venire qui e fare un'esperienza di volontariato, è stato anche una scelta di vita, di famiglia e di far crescere i figli in un determinato ambiente, con certi valori, con certi ideali e in modo diverso, ecco. Sono cresciuti qui e per fortuna che loro hanno, dico sempre, hanno abbracciato appieno la nostra scelta di vita, perché sono stati momenti difficili, magari anche per loro, di insicurezza, di incertezza, soprattutto quando eravamo senza lavoro, piccoli da crescere, anche loro percepivano un po' l'insicurezza, però non hanno mai sofferto, ecco, non hanno mai, hanno sempre visto quello che si faceva assieme, perché l'abbiamo sempre fatto assieme. Dico sempre che il mio punto di riferimento sono stati i ragazzi. Nel momento in cui si percepiva che erano insofferenti o infelici, allora era il momento di rientrare in Italia. Non è mai successo. Non è mai successo. No, no, non ci hanno mai chiesto, nonostante si andasse in Italia e vedessero anche quella vita lì, non hanno mai, erano sempre felici di rientrare in Zambia e non ci hanno mai espresso il desiderio di dire no, ci manca questo, dobbiamo ritornare in Italia. Sono rientrati per poi proseguire i loro studi. E c'è stato un momento difficile nella nostra vita quando loro sono rientrati in Italia. Noi siamo rimasti ancora senza lavoro, era il 2018, quando poi abbiamo deciso di aprire Pamozzi Indiana, la nostra ONG, in cui si pensava, ma molliamo tutto, rientriamo in Italia, ritorniamo a fare una vita normale, no? Con un po' di sicurezze. Loro hanno detto sempre no. Piuttosto non continuiamo i nostri studi, però voi continuate quello che avete sempre fatto, quello che state facendo giù in Zambia. Quindi il fatto di avere anche il loro appoggio è bello, insomma, ecco. Bene, allora noi abbiamo un po' incentrato le riflessioni di questa Quaresima su una provocazione evangelica: chi è il mio prossimo? E in particolare vorrei insieme a voi toccare il tema, no, della povertà, che è un concetto che forse soprattutto nel contesto, no, dell'Africa, ma chiaramente l'Africa è grande, diversificata, quindi non si può rispondere con una frase rapida e unica per tutti, univoca, però fare una riflessione su qual è stato il vostro impatto col mondo della povertà e in particolare col mondo della disabilità con cui lavorate voi, mi sembrano, ai vostri progetti. Se ci raccontate un po' come state vivendo questa dimensione. Forse è un po' difficile parlare di povertà perché sicuramente chi la prova sulla propria pelle è un po' diverso da cercare di parlarne, insomma. Però ecco, l'importante per chi viene in Africa, secondo me, per chi vive un'esperienza anche di missione, è di avere un giusto approccio, no? Non vivere la povertà con indifferenza, per certe persone pensano che sia inevitabile e di conseguenza è una parte del nostro vivere nel mondo e non si fa niente per cercare di aiutare i più poveri. Dall'altra c'è anche alle volte una visione dell'Africa molto posso dire come drammatica, perciò in cui si pensa che tutti gli africani e tutti siano poveri, che il povero sia sempre triste, infelice, malato e così via. Ecco, no, non è vero. Alle volte molte delle persone che incontriamo, pur vivendo situazioni difficili, hanno speranza e questo si vede soprattutto nei bambini. Bambini, tutti quelli che vengono fanno sempre la stessa esperienza, vedere dei bambini con poco però felici, mentre magari da noi, pur avendo tante cose, non riusciamo magari a essere così sereni tante volte. Ecco. Perciò insomma, è importante, ecco, capire che non è per loro, per la gente, è una vita quotidiana. È una vita di difficoltà, molto spesso di ristrettezze, un po' come la vita dei nostri nonni, credo, no? In cui avevano poco e
speravano in una vita migliore, speravano per noi, per quello che abbiamo noi, la nostra generazione, i nostri figli, insomma abbiamo sicuramente beneficiato di chi ha vissuto una povertà prima di noi, ecco, per creare un mondo migliore. Un po' così, ecco, tanta gente, tanti genitori investono nei figli, li fanno studiare, cercano sempre di comprare le cose migliori, le scarpe, il vestito, insomma, e questo desiderio di vivere meglio c'è ed è bello vederlo e noi cerchiamo un po' di aiutare, insomma, nel nostro piccolo, questo è quello che possiamo fare per incoraggiarli, per dargli questa speranza, credo, perché la cosa che possiamo fare molto spesso è non possiamo cambiare l'Africa, possiamo però essere qui e dire dai che insomma si può migliorare, si potrà avere un futuro migliore. Ecco, questo per dare un po' una risposta a quello che hai chiesto sulla povertà, sulla disabilità e quello che facciamo. Magari la Simo può spiegare meglio, visto che lei è l'incaricata di questo programma per bambini disabili. Ma diciamo che il nostro programma è nato un po' tutto così dal bisogno di base, nel senso che noi non è che siamo una ONG che aiuta solo la disabilità, è stato proprio un passaggio di parola tra le mamme che sono state aiutate con un po' di soldi per accedere alle cure mediche in capitale. E piano piano nell'arco degli anni si è sviluppato sempre di più e abbiamo capito che l'esigenza qui da noi nella Eastern Province a Cipata era per i bambini con paralisi cerebrale, idrocefali e spine bifide, bambini che hanno bisogno di cure speciali e di essere seguiti nel tempo. Entrano nel nostro programma, non è che restano un paio d'anni e poi li dimettiamo, è un percorso che facciamo assieme a loro, quindi iniziano, vengono da noi, li aiutiamo ad accedere alle cure mediche che purtroppo devono essere fatte in capitale, a 600 km da qui, quindi li aiutiamo all'inizio si aiutava solo con i soldi, il trasporto per andare e tornare. Poi questi bambini, perché entrano nel programma piccoli, questi bambini crescendo, abbiamo visto che c'era anche l'esigenza di dargli delle carrozzine, delle sedie a rotelle, per fare in modo che potessero integrarsi nella vita di villaggio, nella vita di scuola e giocare con i loro amici. Però cercavo delle sedie a rotelle speciali, non quelle normali, perché non sono fatte per il terreno africano. E da qui è nato un po' alla volta tutto un programma con una organizzazione australiana che fa delle carrozzine speciali per bambini e vengono assemblate a seconda dell'esigenza del bambino, perché il bambino ha delle esigenze, quindi la carrozzina deve essere assemblata su misura del bambino. E tutto questo è coordinato con un'altra associazione di un fisioterapista in Svizzera. E abbiamo iniziato a ricevere queste sedie a rotelle. Il primo anno, abbiamo iniziato nel 2018, il primo anno con una ventina e ogni anno abbiamo sempre aumentato il numero delle sedie a rotelle distribuite, che adesso sono più di 300. Però il lavoro grosso che noi facciamo e che per noi è importante e fondamentale è questo lavoro con i genitori, con le mamme, con i bambini, quindi li seguiamo, non è che quando noi diamo la carrozzina poi non li vediamo più, no, loro sanno che qui è un punto di riferimento, noi ci siamo per loro, la carrozzina ha bisogno della manutenzione, i pezzi si rompono, dobbiamo cambiare i pezzi, il bambino cresce, quindi dobbiamo sistemare la carrozzina a seconda di quanto è cresciuto il bambino. Ed è bello perché si crea anche un bel rapporto con i genitori, con le mamme, con il caregivers, che può essere la nonna, il nonno, gli zii, e c'è continuità. E dando la carrozzina noi poi
spingiamo a andare a scuola, quindi l'inclusione scolastica. Cerchiamo di trovare una scuola che sia vicino a dove vivono loro, in modo che con la carrozzina lo possono portare a scuola. Ed è bello vedere come comunque la disabilità viene vissuta qui in Africa, nel senso che essendo una realtà lenta, no? È tutto, sembra che tutto sia al rallentatore, lento. A volte mi sembra proprio a portata di misura del bambino disabile, e il fatto che ci sia la famiglia estesa, un tessuto sociale di famiglia estesa, c'è sempre qualcuno che si occupa del bambino disabile, non è mai lasciato, abbandonato, la mamma non è mai abbandonata, ed è bello, che magari un aspetto che manca nella nostra società, no? Tu sai che io ho un bambino con una disabilità, però ho il vicino di capanna che mi aiuta, o non so, è bello, ecco, è il fatto di dare anche la sedia a rotelle, è bello vedere come questo bambina entra a far parte proprio anche della comunità del villaggio. Quando chiediamo alla mamma qual è la differenza che ti ha fatto nella tua vita avere la sedia a rotelle? Ma posso andare in chiesa adesso? No, che per noi dici, andare in chiesa, oppure posso andare al mercato, o posso andare adesso liberamente anche nei campi, queste piccole cose, ecco. Ed è bello, mi piace sia distribuire le sedie a rotelle che appunto fare anche il follow up, perché seguiamo, o vengono qui da noi al centro o andiamo noi a visitarli nei loro villaggi, quindi c'è loro ci vedono arrivare, non è che vedono il bianco arrivare che dà la sedia a rotelle e poi sparisce. No, noi ci siamo. A volte anche a rompere un po' le scatole, perché andiamo lì a dire ma come? Ci vedono, e quindi si crea anche, no, queste mamme che poi si aiutano tra di loro, dicono ma in quel villaggio lì c'è quel bambino che ha bisogno, e allora vengono. Ed è bello il nostro anche che siamo aperti ai giovani che vengono giù, no, dall'Italia, a far vedere anche questa vita che è diversa dalla nostra, no? Quindi siamo aperti ai giovani. Poi sai, io ogni tanto dico, ma chissà che qualcuno non resti qua con noi. No, abbiamo un'età, magari Enrico mi dice, ma Simo, non tutti devono fare la scelta che abbiamo fatto noi, però è importante che chi viene giù capisce, no? Torna a casa con un altro modo di pensare. È vero. Che si può vivere in modo diverso. No. Bello quello che tu dici. Seminiamo. Verissimo, bello quello che tu dici, perché pensate che quest'anno abbiamo 60 ragazze che vogliono fare esperienza missionaria, quindi c'è anche volontà. Ma io approfitto perché adesso ho lo scoop, ho una specie di caramba che sorpresa, perché io oggi non sono qui da sola, ma c'è con me una persona che verrà presto a trovarvi. Vediamo se indovinate chi è. Francesca. Abbiamo fatto la sorpresa. Così raccontiamo anche di questa bella cosa, no? A proposito delle visite. Non ve l'aspettavate, vero? No. Allora abbiamo invitato anche Francesca, perché Francesca Villanova, che molti insomma conoscono del nostro territorio, fra poco vi raggiungerà, quindi sarà con voi, vi accompagnerà per un pezzettino in questa avventura, insomma anche in modo un po' più prolungato del viaggio ordinario dei giovani, vero? Quindi questa è una bella cosa. Francesca, allora sei pronta per partire? Com'è questa situazione? Ormai siamo pronti, siamo alle battute finali nell'organizzazione proprio del viaggio, penso i primi di aprile, di arrivare in Zambia. Ecco, è nata questa collaborazione, veramente io con Simonetta abbiamo una vecchia amicizia, diciamo, partiamo dal 93 alla scuola per infermieri, abbiamo fatto la scuola infermieri insieme e siamo sempre rimaste unite. Io ho fatto una scelta di vita, lei anche,
e siamo sempre rimaste in contatto negli anni. Ho visto crescere i figli e man mano mi mandava altre opportunità, insomma, di sapere che cosa facevano in Zambia. E l'anno scorso siamo andati proprio a Cipata con 7 ragazzi qui volontari. È stato 3 settimane molto intense, belle, e ci siamo conosciuti di più. Io ho potuto conoscere il posto, vedere la zona. Ero già stata in Sud Sudan per un'altra cosa, nelle missioni della nostra famiglia dell'OVCI, e questa è proprio una cosa nuova, una collaborazione. Posso dire che il desiderio ha incontrato il bisogno, e quindi sarà Zambia nel prossimo aprile e saremo tutti insieme dall'altra parte dello schermo. Che bello. Questo è uno slancio missionario. Voi come intendete sfruttarla la Francesca quando verrà giù Simonetta? Mamma, quanto ho sognato la Francesca qui. Mamma mia, perché ci conosciamo tanti anni. Ma sicuramente tutta la parte della disabilità darà una mano enorme con le sue conoscenze, ed è sempre quello. Dopo la mia esperienza, perché ho fatto un anno a Giuba con le piccole apostole, con OVCI, e dopo quell'anno a Giuba ho detto, mamma mia, quanto bisogno che c'è qui, quanto bene farebbero le loro conoscenze, ecco, perché io ed Enrico arriviamo fino a lì, e possiamo fare quello che possiamo fare, insomma, e avere la Francesca qui per noi è un aiuto enorme, ecco, enorme sia sulla disabilità, che noi abbiamo anche un giro di giovani che vanno e vengono, poi abbiamo i servizi civili, ed è un bel punto di riferimento avere la Francesca qui, insomma, una bella mano, ecco, a gestire anche tutta. Sì. No, ma come dicevi tu, anche una presenza stabile che possa accompagnarvi. Penso che arrivi anche dall'Italia, poi è vero, c'è tutta un'esperienza che è professionale alle spalle, non da poco. Penso che faccia bene a voi, e penso che faccia bene anche alla Francesca, perché in qualche modo è un'opportunità per intanto così anche esaudire un sogno missionario che c'è da tanto tempo, e dall'altra anche di poter sperimentarsi in un contesto nuovo, perché alle volte c'è bisogno anche professionalmente di sperimentarsi in contesti diversi, no? Per trovare anche un po' le motivazioni per poi continuare ad andare avanti sempre. Quindi che bello questo, veramente. E poi Allora, avere anche per condividere, cioè, a volte ci si sente soli, no? Soli nella nostra scelta di vita, soli nell'affrontare, appunto, anche ritornando alla domanda sulla povertà, quando parlava Enrico, il peso, no, di essere impotenti di fronte a tanta sofferenza anche, no? E avere una persona con cui condividere. Noi siamo fortunati che siamo io e Enrico, però avere anche un'altra persona con cui confrontarsi è fondamentale, insomma. è una ricchezza grande, bene, bene. Anche tu sei contento, Enrico? Sì, certamente. Certamente, no, assolutamente. La Francesca, come mi ha già detto, sia professionalmente che umanamente, credo che ha tanto da dare, perciò noi cercheremo di fare il possibile per accompagnarla, perché si inserisca bene qui a Cipata, insomma, e poi, insomma, sta a lei, insomma, ognuno è diverso, ognuno ha il suo modo di lavorare, di dare. La missione è così, insomma, ognuno porta, come dice Padre Luigi, il suo mattoncino, mette il suo mattoncino, e la Francesca metterà il suo, speriamo. Speriamo proprio che Assolutamente. sarà così, insomma, sono convinto. Bene. Allora, noi siamo in chiusura, approfittiamo per comunicare a chi ci segue che saluteremo Francesca il 13 di marzo.
faremo una messa, una celebrazione per affidare al Signore, insomma, questo bel messaggio che ci sta regalando, questo dono, e faremo proprio l'invio missionario con la presenza del Vescovo. Magari possiamo vedere di creare un collegamento, se volete, anche con voi, così seguite la celebrazione. A seguire ci sarà una pasta asciutta solidale, però quella non possiamo mandarvela via internet perché ancora non siamo in grado. Peccato, magari quando vi troverete farete una pasta asciutta. Quindi noi voi comunque sappiate che non siete da soli, che anche come ufficio missionario noi vi accompagniamo. Nella Quaresima abbiamo previsto proprio un progetto legato al tema della disabilità, poi voi ci segnalerete le priorità essenziali, non vi dimentichiamo assolutamente. E vi salutiamo perché siamo in chiusura. Facciamo un saluto con il tè, con il nostro tè, un brindisi tè dall'Africa all'Italia, a Vittorio Veneto. Ecco. Grazie di cuore per essere stati con noi e a prestissimo, Simonetta. Grazie Enrico, grazie di Ciao, cuore. Simo. Ciao, a Grazie a voi, presto. grazie. Ciao, ciao.